Questo momento della discussione, del confronto, per addivenire poi alla deliberazione finale. E il momento della discussione sulla riorganizzazione delle schede ospedaliere, sul riordino della sanità anche nel nostro territorio, ha visto sedersi attorno a un tavolo sindaci, categorie economiche, regione Ulsette Pedemontana. Una, la certezza, per voce dell'assessora Lanzarin. Li ho rassicurati rispetto soprattutto a tre tematiche, che sono le tematiche oggi più care, quindi rispetto alla questione di psichiatria, e quindi riproportiamo il reparto all'interno del San Bassiano come era precedentemente, anche perché a Sant'Orso non c'è lo spazio fisico per contenere un reparto intero di queste dimensioni. Poi per quanto riguarda invece emodinamica H24 ho assicurato appunto il ripristino della dicitura H24, poi quindi in entrambi gli ospedali, quindi a Bassano e Sant'Orso, poi sarà la direzione generale che dovrà cercare di studiare una soluzione, ma soprattutto cercare di reperire anche il personale per garantire il servizio a entrambi i nosocomi. Ultimo tassello, quello di oncologia, tema molto caro e tema molto sentito, e anche in questo caso abbiamo detto insomma che il primariato verrà ripristinato. Soddisfazione da parte dei sindaci. Abbiamo avuto l'assicurazione che ci sarà da parte sua il massimo impegno a portare a casa questi tre risultati. Lo abbiamo detto sin da subito che sulla questione delle nuove schede ospedaliere regionali non era stato deciso ancora nulla. C'è chi ne ha approfittato per montare un caso e seminare zizzania tra la gente solo per mera strumentalizzazione politica. E la rassicurazione a tutti, l'abbiamo sentita, è arrivata ufficialmente proprio dalla referente alla sanità a Venezia. Come dire, tanto rumore per nulla. Questo è stato l'esempio di una buona politica che collaborando riesce a risolvere i problemi e dare risposte ai cittadini. Insomma, tranquillizzati e messi a tacere dunque tutti quegli al lupo che si stavano gridando inutilmente, strumentalizzando una già delicatissima questione, quella della sanità. E ora che la Regione si è espressa in maniera decisiva sul San Bassiano, qualcuno dovrà chiedere scusa.